Fin qui quanto è successo all'interno del Palazzo degli Scolopi, fuori invece il flash mob dei gruppi indipendentisti. Sentiamo perché. Noi siamo consci del fatto che il Consiglio Comunale non possa assolutamente impedire l'arrivo di questi carcerati, di questi detenuti della criminalità organizzata italiana, però volevamo stigmatizzare quantomeno la mancata censura politica per quello che si presenta alla Sardegna come un nuovo assalto alla sua società e alla sua comunità dovuto alla possibilità che in Sardegna arrivino centinaia di detenuti mafiosi, camorristi, dell''ndrangheta, della Sacra Corona Unita, tutta una serie di detenuti che possono in qualche modo minare quelle che sono le nostre comunità. Noi volevamo perlomeno far capire al Consiglio Comunale, al Sindaco in questo caso, che aveva parlato di opportunità economiche, di sviluppo economico per la nostra comunità, che quantomeno avrebbe dovuto fare una censura politica. Ci teniamo a precisare che non è una protesta contro il carcere in sé, ma contro l'arrivo di mafiosi e di detenuti speciali. Questo nel carcere di Oristano come in altre carceri sarde. Ci preoccupa molto perché l'esempio dell'Umbria, che con il carcere di Spoleto ha visto un'infiltrazione mafiosa negli ultimi anni che ha fatto raggiungere diverse e preoccupanti infiltrazioni appunto criminali, ci fa pensare che anche in Sardegna, se questo fenomeno non venisse in qualche modo monitorato e bloccato, potrebbe portare sicuramente a un peggioramento delle condizioni di vita non solo dei carcerati ma sicuramente anche del nostro tessuto.